A poco più di 2 settimane dalle elezioni amministrative che vedranno la fine dell'istituzione Zaccariotto, lei torna sulla scena politica per sottolineare ancora una volta il ruolo importante di Lady di Ferro o Lady dei Fiori che Sandonà le ha assegnato negli ultimi 10 anni. Una presentazione dei suoi 23 fedelissimi che ben si è mescolata ad un'atmosfera di cultura e musica, grazie proprio al supporto della professoressa Mariella Baiocchi, candidata consigliere al fianco di Francesca Zaccariotto, che ha dato vita ad una serata musicale di pianoforte sfoggiando i suoi giovani talenti musicali. 4 ragazzi ancora adolescenti, ma già grandi nell'arte musicale del pianoforte. Abbiamo deciso di fare questa presentazione un po' strana, originale, ecco, perché io sono in lista, io suono e allora abbiamo pensato di alternare dei momenti così musicali con dei miei allievi che hanno vinto dei concorsi nazionali, internazionali in questo ultimo periodo e dopodiché suoniamo io e mio marito, che abbiamo un duo che lavora insieme da tanti anni. Sfidando il caldo di una serata ormai estiva, sono stati tantissimi quelli che giovedì sera non sono voluti mancare la presentazione di una delle 5 liste che appoggeranno il candidato sindaco Gian Silvio Contarin, quello appunto che mantiene il nome di Francesca Zaccariotto ancora vivo nella comunità sandonatese. Oggi vorremmo fare dei progetti ambiziosi per questa città perché possa essere una città che compete al pari di molte altre città in quello che è il futuro delle nostre città, che sta proprio nella Smart City. E quindi anche cose che possono sembrare banali, farle diventare concrete, perché dobbiamo veramente realizzare quel passaggio tra la politica e i fatti. E io credo che possiamo contare in questi 10 anni dove tutto quello che abbiamo fatto è la dimostrazione del nostro agire e su questa fiducia io conto che potremo anche continuare a sognare una Sandonà del futuro fatta attraverso la Smart City. Con Francesca Zaccariotto per Smart City, città intelligente.